il nome giusto del paese qual è? San Martino dall'Argine. Dall'Argine, non dell'Argine. No, dall'Argine. Dall'apostrofo Argine. Va bene, così come è scritto. Va bene, va bene. Arrivederci, arrivederci. Potabile l'acqua là? L'acqua è potabile. Ah, bene. Alessio è vice sindaco qui di San Martino dall'Argine. Me l'hanno già detto, so tutto. Scusa Alessio, ma passando sotto quei portici ho sentito profumo di Gonzaga. E infatti è proprio così, perché questi portici fanno proprio da cornice alla piazza che è stata voluta dai Gonzaga, che per moltissimi anni sono stati anche qui a San Martino e che avevano un castello che ormai non c'è più. Altre caratteristiche specifiche di San Martino, cose notevoli? Beh, sicuramente la chiesa Castello, che è una chiesa che è stata proprio voluta dal più illustre, sammartinese dei Gonzaga, cioè il cardinale Scipione Gonzaga, che l'ha voluta alla fine del 1500. Scusa, io non ho fatto architettura, sono ignorante, ma questa qui è più tarda dei Gonzaga. Infatti la facciata è, diciamo, di fine 800, inizio 900. Quindi è il cuore interno della chiesa che sa di Gonzaga. Esatto. Alessio, scusa, io te lo dico sul serio, non è un modo di dire. Questo giro qui è una sorpresa continua, cioè, senza offesa, uno dice San Martino, benissimo, ma poi si trova una cosa del genere. La mostra di arte moderna ci sta a pennello nella chiesa rinascimentale, una vera sorpresa. Ti sa di Biennale di Venezia? No, davvero, è una meraviglia. Questo è il tetto che è stato ricostruito dopo il crollo che è avvenuto nel 1990, e quello lì in alto è l'unico, pezzo di controsoffitto che è rimasto integro dopo quel crollo. E l'abside? L'abside, questo tra l'altro, come puoi vedere dall'affresco centrale, è San Martino di Tours, che è quello che dà il nome, al e paese. quello di fianco con quelle vesti ecclesiastiche è il cardinale Scipione Gonzaga, che è colui che ha voluto questa chiesa. Insomma, ho capito, ma i Gonzaga erano o dei cardinali o dei donnaioli, quindi i donnaioli facevano le ville per le fidanzate, i cardinali facevano le chiese, quindi va bene. Poi c'erano anche i cardinali donnaioli, ma questo è un altro discorso. Però hanno lasciato delle cose pazzesche, bellissime. Ma fuori mi aspetta un'altra sorpresa. Che bello! Scusi, questa diligenza che servizio fa? Beh, vado verso Bozzolo io. Ecco, bravo, guarda caso anch'io vado verso Bozzolo. Mi carica? Sì, leghiamo dietro la bici e poi andiamo. Va bene, perfetto, sono pronto. Prima però l'ho riconosciuto, lui è Alessandro ed è il presidente del Parco dell'Olio Sud. Sì, esatto. Che io oggi l'ho visto, mi sono fatto il ponte sull'olio, ho fatto le rive, Ti è piaciuto? moltissimo. La Greenway dell'olio, che va dalla montagna, Ponte di Legno, tutta la Valle Addirittura da Camonica. Ponte di Legno? Da Ponte di Legno sono 280 km arrivare qua giù al Po ed è un percorso spettacolare. Quindi ci sarà un pezzo per i Dove turisti mettere giù anche i cavalli. dove si fare può i anche cavalli. prendere il cavallo. In carrozza o anche, guarda che quella tirella lì Sì, se la mettiamo. si è messa male. Sì, Ho adesso- detto tirella, Bravissimo. hai visto? Come si chiama la cavalla? Tiziana. Tiziana, oppalala. La Tiziana ha voluto regalarci anche qualcosa di sé, ma è come i bambini, capito? Quando ti fanno la cacca perché ti vogliono bene, quindi non è che sia... Possiamo andare? Allora- Se la Tiziana... Ci concede. Esatto. Magnifico. Ferruccio, tu fai dei giri in carrozza da Ostiglia fino al Po e fino al mare. Sì, fino a dove il Po va in mare, alle Foci proprio. E tornano in motonave fino ai laghi di Mantova. Bene, a questo punto siamo arrivati a Bozzolo, vero? Sì, siamo arrivati alle porte di Bozzolo. Qui, stop. Oh. Ferruccio, grazie del passaggio.
andare con te è come andare in carrozza. Grazie. Molto più comodo, devo dire, ogni tanto della bicicletta. Ma hai portato qua, questa qui cos'è? La porta, La porta di Bozzolo? di Bozzolo. Oh, arrivato a destinazione, Bozzolo. È davvero incredibile, le mura sono lunghissime. C'è tutta una cinta muraria che racchiude tutto il centro della cittadina. Bello, imponente. Qui a Bozzolo ci sono le mura di Giulio Cesare e di Scipione, ma non erano romani. Non erano romani, erano esponenti della famiglia Gonzaga. Martino è il tecnico comunale qui del comune di Bozzolo. Adesso il comune e la reggia dei Gonzaga vogliono restaurarle. Come? Cercando di mantenere anche quegli aspetti di degrado che col tempo si sono accumulati su queste mura. Ecco, qui si vede bene la differenza. La parte più scura, tutta bella liscia, è il restauro fatto negli anni 70. Qui invece è il muro mai restaurato. È il muro mai restaurato che ha bisogno di interventi di conservazione perché il degrado non avanzi, però si vuole in qualche modo mantenere anche questo segno del tempo che ha subito il muro. Ho capito, con parole mie direi che voi volete fare un restauro più sgarrupativo, cioè rispettare di più la realtà. Sì. Da lontano si avrà una percezione del muro continuo, ma poi dopo avvicinandosi si riuscirà a vedere perfettamente le parti originarie e le parti invece che sono state ricostruite per bloccare il degrado. Grazie mille. Ciao. Complimenti. Viva la reggia dei Gonzaga. Vive Gonzaga. Ciao. Ciao. Adelante e pedalante verso Sabbioneta. Salve. Era. Buonasera. Oh, ma cosa fai lassù? Sto facendo le prove Le prove di cosa? per uno spettacolo. Uno spettacolo su e giù dalla torre? Sì, sì. Ma dai, oh, ma certo che cioè, nella Padania sarà il caldo estivo, ma ti vedi delle cose che... Ma dai, vieni giù! Vuoi che chiami i pompieri, mettiamo il telo? No, non c'è bisogno. Un materasso. No, come materasso vado già bene anch'io, ma... Ma cosa stai facendo? Danza verticale. Che bello, che invidia! È come volare a rallentatore. È come sulla luna. Cosa sai di questa torre? Questo è un torrione gonzaghesco. I Gonzaga anche qua, ma vieni giù, dai, adesso vieni giù piano. Ah beh, ma così, questo qui è proprio il... Oh, adesso è meglio, dai. A parte gli scherzi, ma che cosa hai fatto? Sto facendo le prove per uno spettacolo di danza verticale. Ma cos'è? Una roba da circo, una roba da teatro, una roba da matti, cos'è? Tutto quello che hai detto. È bello questo torrione qua, mi fa voglia perché è un bel posto. Solo che francamente l'idea di arrampicarmi con questa qua non mi sfiora neanche. Ci vorrebbe l'imbrago. No, ma a parte l'imbrago, che il tuo imbrago non mi starebbe addosso di sicuro per la misura. Ma però ci saranno le scale. Sì, ma ci sono le scale, sono 3 piani, sali. Vado su a vedere. Pare che siano più di 100 scalini. Oh, buongiorno. Sì, in effetti qui vedo il comune, guarda, da qua si vede il sindaco dentro nel suo ufficio. No, quasi. ovviamente no, il sindaco è proprio qua.
Oh, Scusate, Ciao. piacere. Allora il sindaco. buongiorno. E l'assessore alla cultura. Consigliere. Andrea e Marcella. Dove mi sono arrampicato qua? Perché è bellissimo sto posto qua. È un luogo dei sogni per noi. Fin da bambini abbiamo sempre giocato simulando battaglie o cose del genere della storia di Vespasiano Gonzaga. La cosa più bella era salire di corsa alla scala a Chiocciola e vedere questo panorama di tutto il territorio dall'alto di questa torre. I domini di questo ramo cadetto della famiglia, per cui Vespasiano Gonzaga si è impadronito di commessaggio, perché gli serviva il Navarolo, una via d'acqua pescosissima e proprio una via per trasportare le sue merci in modo conveniente, per cui grande stratega. Andrea, ma a cosa serviva questa torre qua? Serviva come torre daziaria, ma era anche un simbolo di forza e di potenza, poiché si vedeva da lontano e tutti intorno, vedendo il terrazzo, capivano che era lui che qui comandava. Beh, ma questo Vespasiano Gonzaga, l'artefice di Sabbioneta, doveva essere un bel tipo. Spaccava il mondo perché era un condottiero, un architetto, un ambasciatore, riceveva titoli, cariche, rendite enormi e appunto abbelliva le sue città. Sabbioneta come un fungo cresceva meraviglioso di monumenti e di mura. Io sono giorni che provo a arrivare a Sabbioneta. Da che parte è Sabbioneta? Di là allora? Da quella parte. Da Mantova si va a Sabbioneta in bicicletta. Ma non solo in bicicletta. Buongiorno. Ma lei va da Mantova a Sabbioneta? Sì, sì, Allora il servizio parte da Mantova, da dove? da Piazza Sordello parte, E arriva? fino a Sabbioneta arriva, Quindi per i turisti. fatto apposta per far conoscere Sabbioneta. Ascolti, io faccio la stessa strada, però la faccio in bicicletta, visto che ho fatto questo exploit. Se io per caso, non so, mi stancassi, avessi una crisi pesante, lei mi carica. Abbiamo anche il corriere con il carrello porta biciclette. Interessante, complimenti. Grazie, ciao. Mi scusi, Mi dica. lei mi sembra un ciclista non per caso. Può venire a darmi una mano qua perché non ci sto capendo niente. Vieni a vedere. Piacere. Ciao, come ti chiami? Erminio. Ascolta, allora noi siamo qua con messaggio. Con messaggio. Devi Io- andare? A Sabbioneta adesso. No, io ho capito che qui c'è tutta questa ciclabile Mantova-Sabbioneta, Sì. che poi è una ciclabile molto più lunga. Molto, molto lungo. E Parte da Verona? E arriva in Toscana. Tu ti perdi. Sì, può essere che mi perda. Tra l'altro io volevo chiedere, visto che è l'orario e tutto, qui siete famosi per i meloni e le angurie. Bravo, C'è sì. una melonaia? Sì, proprio sulla ciclabile c'è il signor Rossi che ha i meloni e angurie. Buonissimi. I famosi meloni del signor Rossi. Da che parte si va, Erminio? Da questa parte, facciamo la ciclabile da questa parte. Ok. Ah però, Questo è honeymoon, luna di miele. luna di miele. Cos'è, un tipo di melone? È un tipo di melone a buccia liscia, vedi che non hai né meridiani né rete, molto dolce e aromatico. Se lo vuoi Bello questa cosa assaggiare, che non ha meridiani. È un paragone geografico volentieri. prego. Grazie. Dolce? È dolcissimo, buono. E qua acqua ne avete finché volete. Sì. Poi c'è quel caldone estivo che riporta a maturazione, ma l'elemento fondamentale è la terra. Come deve essere la terra per fare dei buoni meloni? Dunque la terra deve essere molto, molto fresca, molto argillosa, che mantiene l'umidità a lungo. Dopo cosa viene? Dopo abbiamo questa tipologia, che qui vediamo anche la cassa melone IGP. IGP cosa vuol dire? IGP vuol dire Identificazione Geografica Protetta, che praticamente è una prerogativa della zona. Identifica i meloni prodotti nella provincia di Mantova. Ho capito. Si chiama tipologia supermarket, che identifica Supermarket? supermarket, sì. Cioè, allude al fatto che ne va tanto. No, era un melone chiamato così. Che bello fare l'assaggiatore. Primo ti senti importante, secondo godi. Mi piace molto, è fresco. Questo si chiama honey sweet. Dolce miele. Dolce miele. Luna di miele, supermarket. Ma questo è rosso praticamente. Esatto, questo si chiamano i meloni pigmentati, sono varietà selezionate con un bel colore rosso. Cosa prova l'essere umano mangiando il dolce miele? Un po' più asprigno degli altri. Più aromatico. Sì. Io potrei andare avanti fino a stasera a mangiare una fetta di quello, una fetta dell'altro e dire qual è il migliore, forse il terzo, e alla fine mi trovi lì sconvolto tra i meloni. Comunque sulle angurie sono un po' più preparato, io so che ci sono Sì. quelle nostrane e quelle americane, giusto? Sì.
Questo qui classico, nostrano, tondo, quelle americane più bislungone. Sono lunghe. Giorgio, non voglio abusare, però per un discorso scientifico, capisci? Un discorso di... Cioè, non posso non assaggiare l'anguria perché devo dare un'esperienza completa, se così posso dire. Secondo me canta, sorride, emana quando lo apri. Si sente il profumo. Questo è il cuore. È vero. Sì, si sente il profumo. Lì non si sente il profumo, comunque è profumo d'acqua. Profumo d'acqua, di fieno, di fosso fresco. Sì. È incredibile. Cioè, è proprio... È dolcissima. Di una dolcezza pazzesca. Di la verità, che si mangia col cucchiaio e un pezzo di pane. Sarebbe il massimo. Un contadino che riesce a interpretare al meglio la sua terra e a fare il prodotto tipico, campa ancora bene. Sì, campa ancora bene. Quanta terra hai, quanto prodotto fai e quanta gente paghi in stagione? Noi siamo in 20 persone, circa 40 ettari di produzione e sui 10.000 quintali di prodotto. La terra qui vale moltissimo. Vale, sì, siamo sui 50.000 euro a ettaro. Sta a sentire, ma allora per capire i prezzi, tu saprai a cosa lo vendi certo. e cosa lo pago io. Sì. Dimmi mo, tu vendi il melone e l'anguria a quanto? Io vendo l'anguria a 40 centesimi e il melone a 80 centesimi. Al chilo? Al chilo. Voi lo pagate 1,20 euro l'anguria, se tagliata a fette anche 2,50 euro e il melone lo pagate 1,80 euro. Però... è la filiera corta famosa, Dobbiamo cercare di farla la filiera corta, perché con un prodotto valido bisogna cercare di arrivare al consumatore più vicino possibile. Insomma, vabbè, ho capito, tutti devono educare, io sono qua, il consumatore, sono pronto per essere educato, sono talmente educato che volevo fare conoscenza, questa qui è fuori di testa. Come si chiama questa anguria? Questa si chiama Bontà. Lo dici davvero? No, è proprio il suo nome. Allora guarda, io devo cercare le regge dei Gonzaga, ma già che ci sono cerco anche le melonaie. Guarda, facciamoci una foto. Io, Giorgio e l'anguria, una bella foto, sorridi, lo dico l'anguria. Benvenuto Patrizio qui a Sabbioneta, queste sono le mura da poco restaurate grazie a un intervento del Comune e del Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga. Che bel benvenuto ufficiale, perché questo signore, Giovanni Sartori, storico dell'arte, assessore alla cultura e al turismo, ecco, ma perché avete proprio voluto restaurare le mura qui? In genere nelle altre città le buttano giù. Le mura sono la caratteristica della nostra città, una città che fu disegnata, costruita per volere di Vespasiano Gonzaga in 35 anni di lavori. Giovanni, me lo presenti, è lui? È lui, il duca di Sabbioneta, Vespasiano Gonzaga Colonna. Vespasiano Gonzaga Colonna è proprio, come dire, il deus ex machina di un'intera città, è così, ho capito bene? Sì, è la mente creatrice di questa città e poi lo vedi qui abbigliato con la sua armatura da parata e se fai attenzione vedi anche il prestigioso collare del Toson d'Oro che indossa sopra l'armatura. E cos'è il Toson d'Oro? Un biscotto molto fragoroso, cos'è? No, è il più importante ordine cavalleresco dell'epoca che Vespasiano ottenne nel 1585 da Filippo II, il re di Spagna, che glielo conferì per essere stato un valorosissimo vassallo del suo servizio. Scusi, buonasera, ma lei chi è? Dove va? Da dove viene? Io sono il capo delle guardie del duca Vespasiano Gonzaga Colonna. Sono incaricato di sorvegliare sua figlia Isabella. E questo cos'è? Questo è il palazzo ducale, anzi il teatro olimpico. Ma questo è il famoso teatro olimpico di Sabbioneta. Posso entrare a vedere? Scorto? Sì, dai. Verificate che non sia armato e conducetelo al mio cospetto.
Sono Francesco Orsini, eccellenza, duca di Nettuno, conte di Roccagiovine, Vicenza, Vicovaro. Bellone, rivolto assassino! Come hai osato varcare le porte di questa città? Tu che sei del sangue maledetto di coloro che uccisero mio padre! Comunque Vespasiano non è riuscito ad avere un erede maschio che gli sopravvivesse. Assolutamente no, gli rimase una figlia, l'unica superstite del secondo matrimonio, figlia di secondo letto, figlia di una principessa di sangue reale spagnolo, che ereditò, oltre ai beni del padre, anche il carattere di Vespasiano. Padre, perdonatemi. Donna Isabella. Piacere, donna Isabella. Oh, molto piacere. Figlia del duca Vespasiano. Figlia del duca Vespasiano. Allora, di storico c'è che veramente il duca Vespasiano non è riuscito ad avere un figlio che gli è sopravvissuto. Aveva veramente solo una figlia e poi la storia dice che questa figlia, adesso non so come dirlo in maniera rinascimentale aulica, ma aveva due palle così anche lei, cioè era forte, era capace. Comunque l'intrallazzo di carattere politico-amoroso per i Gonzaga era veramente all'ordine del giorno. Dico bene? Giustissimo. Ne hanno fatte di tutti i colori. Mogli costrette a suicidarsi perché accusate di essere fedifreghe, in realtà erano soltanto sterili, oppure insomma tutta una serie di cose pazzesche. Lui che malattie venere a pacchi, senza offesa, scusi. No. E avete il buon gusto e la fortuna di rappresentare le vostre cose in questo teatro. Il teatro di Sabbioneta è una roba veramente incredibilmente bella. È il primo edificio teatrale del Cinquecento appositamente concepito per un luogo dello spettacolo. Quindi una cosa all'avanguardia da morire. Sì, un teatro moderno, modernissimo. 3 aperture, 3 ingressi, quindi la distinzione dei ruoli, pubblico della corte, musici e comici e poi il duca, l'arco di trionfo. Ah, entrava da lì il duca? Sì, c'è Castel Sant'Angelo in Roma, voleva indicare le sue origini romane, aveva sangue romano per parte di madre. Avevano questa mania del classico, per cui guarda, è tutto vestito e atteggiato a imperatore romano, però il Rinascimento lascia la sua traccia. Guarda i pantaloncini corti, puro stile Rigoletto. Vespasiano Gonzaga approda in questo lembo di terra carico di tutte le sue esperienze romane, spagnole, viceré della Navarra, il fasto e poi una dimensione così silente che lui deve plasmare l'alchimia e la trasformazione, sì, dell'energia in materia. Vespasiano Sabbioneta ce la fa, sa attingere alla tradizione ma non disdegna l'innovazione. È vero che l'hanno addirittura operato al cervello? Ha subito un intervento chirurgico di trapanazione al cranio proprio a causa della sifilide. Questo ha 47 anni. Ah, beh, sì, certo. No, ma non è il nostro operatore maniaco sessuale, erano i Gonzaga, per i quali il sesso era veramente importante, gli amori, le donne, i tradimenti, i matrimoni, le malattie veneree, le ville dedicate alle amanti. Era un momento così. La prospettiva prostatica di Apollo. Senti, ma che testa aveva questo Vespasiano? Nel senso che ha voluto costruirsi una città, mito successivamente caro all'epopea western, ma al tempo del Rinascimento cosa significava? Significava costruirsi una capitale del suo stato in una terra di confine, una sorta di Mesopotamia tra l'Oglio e il Po, importantissima dal punto di vista strategico. Attraverso questa piazzaforte nel cuore della pianura padana, la Spagna e l'impero avevano una garanzia di controllo degli equilibri politici. Forse lo specchio della personalità di Vespasiano è proprio racchiusa nel labirinto, nel reticolo ortogonale stradale. Della città, vuoi dire? Sì. Formalmente cattolico, segretamente affascinato da teorie che il clero non avrebbe condiviso, quindi un po' in odore di eresia,
protegge gli ebrei, rifiuta di istituire il ghetto quando doveva rispettare l'autorità del sovrano, Asburgo. Pensa che commistione, che cosa. Noi abbiamo un'idea del Cinquecento mantovano come di una cosa chiusa sotto una cappa di nebbia. Invece questi chiamavano i più grandi architetti, avevano rapporti con le corti europee. Mantova adesso è una provincia abbastanza chiusa, ma allora era... Allora Sabbioneta era al centro di una fitta rete di legami con Bruxelles attraverso Parma, con Madrid, la corte reale di Spagna, con la corte rudolfina a Praga, raffinatissima. Addirittura con il nord dell'Africa. Vespasiano fortificò anche diverse città nella costa nordafricana, quindi fu, diciamo, un principe europeo, ancora prima dell'idea di Europa unita, che poi arriverà molto tempo dopo. Altro che provincia, qui siamo al centro del Rinascimento, al centro dell'Europa che si sta creando. I Gonzaga.